Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Beni per 1,4 milioni di euro e 7 società nel settore dei servizi forniti dai commercialisti nel trasporto marittimo di passeggeri, nella locazione immobiliare di beni propri e dei supermercati sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania insieme a 2 immobili ad un commercialista, Massimiliano Longo, indagato per appropriazione indebita aggravata ed autoriciclaggio. Avendo piena disponibilità dei conti correnti in ragione del suo incarico di gestione contabile dell'associazione di cui faceva parte, Longo avrebbe effettuato in 3 anni diversi bonifici a proprio favore, appropriandosi indebitamente di oltre 1.400.000 euro. I carabinieri di Modica hanno smantellato una rete criminale che dall'estate dello scorso anno gestiva una fiorente attività di spaccio nel territorio del comune di Pozzallo, nel Ragusano. Sono 7 gli arrestati accusati a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti continuata e aggravata. 3 degli indagati sono di origine campana, il fornitore e corriere della droga è nigeriano, gli altri sono originari della zona. Quasi tutti sono pregiudicati e con precedenti specifici. 25 indagati, 10 dei quali finiti agli arresti domiciliari, è il bilancio di un'operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Messina che hanno eseguito un'ordinanza cautelare del GIP del Tribunale messinese. Tutti sono accusati a vario titolo di far parte di un'associazione a delinquere dedita in maniera sistematica e organizzata al traffico e alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti speciali. L'inchiesta ha preso il via dopo l'individuazione di discariche abusive, sversamenti illeciti o usi impropri del demanio marittimo. A loro si rivolgeva una nutrita cerchia di noti imprenditori edili del Messinese per ridurre le spese di trasporto e smaltimento dei rifiuti, la demolizione ed incrementare i propri profitti. Chiudiamo con un incendio che ha coinvolto un capannone di un'azienda che produce imballaggi in plastica, carta e pedane in legno a Gela. I vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento delle fiamme per tutta la scorsa notte. Le operazioni di bonifica da parte dei pompieri sono ancora da completare. Divorati dal fuoco il tetto del capannone, 3 furgoni e un camion. Rimasto ferito un uomo colto da una crisi di panico e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.